Chiastrons Live Show in diretta dall'Osteria Storica da Pozzo con ospite con noi il rapper friulano Doro Diat. Sentite, questo è il pubblico dell'Osteria da Pozzo, Doro. Il pubblico dell'Osteria da Pozzo è un pubblico che bramavo da tempo, quindi sono felicissimo che mi abbiate voluto qua. Sì, scusate se mi intrometto in tutto questo amore, però voglio rendere nota che da quando sei arrivato io sono finito in un buco in parte, come puoi vedere. Voi siete diventati il trio. Sei stato declassato, la tua carica istituzionale non ti è servita per mantenere la poltrona. Hai perso allora la poltrona. Sono solo che contento. È vero, perché l'unico che è andato a Roma non è lei a Bellepelvio, ma il nostro Doro Diat. E quindi Esatto. E quindi... Volevate sapere delle indiscrezioni dei pettegolezzi, immagino, certo. Vero? Ma ne parliamo dopo. Questa è la scaletta? Queste sono le domande. Questa è la scaletta. Ok, queste sono le domande. Come puoi vedere, la prima domanda che ti avremmo fatto, anzi che ti facciamo, esatto. è questa. Ma com'è cambiata la tua vita dopo il concerto del 1 maggio a Roma? Mi hanno già fatto questa domanda, ho già dato la risposta, cioè non è cambiata per niente, sono povero come prima, quindi tutto a posto. No, non dà ricchezze economiche il concerto. No, tutt'altro, però dà tanta visibilità che sappiamo essere di sti tempi per i giovani freelance come noi, merce di scambio. Ma anzi, la visibilità. Ma guarda, ti racconto sto aneddoto bellissimo. Ogni tanto capita che mi chiamino a suonare e mi dicano vieni a suonare, ma vieni gratis, no? Tanto noi ti diamo visibilità. È vero. Allora a questo punto a me mi viene da dire: tu cosa fai? Tu cucini, sei un cuoco. Vieni a cucinare al mio compleanno, io invito tutti i miei amici, però non ti pago, ti do visibilità. Vero, giusto? vero. Funziona, no? Non Funziona. fa una grinza. Anzi, lo fai cucinare, non in cucina, ma davanti a tutti anche, così tutti lo possono. Esatto, cucina open space, no? Com'è che si dice? Cucina a vista. Cucina a vista. Ma allora noi vogliamo già subito chiederti un po' di cose su questa esperienza romana, perché è raro trovare gente qui in Friuli che è stata su quel palco. Sì. Io volevo già innanzitutto chiederti, insomma, l'emozione che hai provato su quel palco. Cioè, com'è stato, se si può descrivere a parole, cioè il brivido dal momento in cui sali la scaletta. Sì. Allora, e ti esponi fisicamente ed emotivamente a un pubblico immenso. Vabbè, ma il pubblico lì è figo, perché il pubblico del 1 maggio di Roma non va lì per sentire un big e tu quindi sei l'apertura, non gliene frega niente. Lì vanno per sentire tanta gente, per sentire tutto. Quindi sono propositivi, sono fighi. Da quel punto di vista l'organizzazione che c'è dietro il palco invece è sorprendente, nel senso che non abbiamo fatto neanche il check. Cioè, non il sound check, neanche il line check, cioè neanche che ci hanno fatto sentire, ci ha messo le cuffie, ci ha dato un calcio, cacciato sul palco e noi abbiamo dovuto fare quello che stavamo facendo. Poi è chiaro, a quel punto lì non è che puoi aspettarti granché, però al tempo stesso a me viene da dire: ma almeno fammi sentire cosa mi arriva in cuffia, tant'è che in discrezione io in cuffia non avevo la mia voce. Come no? Non avevo la mia voce. Aveva la mia, forse. Avevo il click, avevo il piano, avevo la batteria, ma non avevo la mia voce. Quindi l'hai portata fur, come si dice, per furlan, certo. Parce Kabul sabut e io ieri sabut in quel momento. Sì, ma infatti non si è veduto proprio noi, cioè se mi aveva proprio te che benissimo. Quindi 35 anni, se aveva fatto 20 anni di palco, se l'è commentata anche in un momento, e si la singiuade. È vero. Per i non friulofoni ce la siamo giocata tutta in un attimo, perché il tempo che avevamo l'abbiamo sfruttato al meglio. Ecco. Ma hai avuto riscontri? Beh, ovviamente sia a livello, insomma, regionale, friulano, gente che conosci, fans, gente che ti segue da anni, ma anche a livello internazionale, esagerato, a livello italiano, anche persone magari del settore, tipo un Cicchetto, tipo un un Max Pezzali che mi chiama e mi dice: bravo, sei stato grandissimo. Sì. No, ma assolutamente. Cioè, no. È una bella vetrina, ma non è ancora la svolta. Io dico che non è stato un punto d'arrivo, ma è stato un ottimo punto per una nuova partenza, ecco, quindi la vedo così. Ma invece da Friuli, perché è stata una cosa... in Friuli sono diventato il papa, tipo, il papa della musica friulana. Quindi... Bello! Ma una cosa che molti... una bella immagine. Una cosa che molti mi hanno detto è che si sono veramente emozionati anche a vederti lì. Continuano a dirmi sta cosa, è molto bello, nel senso che è una canzone che
per me ha una carica emotiva molto grande, portarla lì su quel palco si vede che l'ha comunicato. Io l'ho vista in diretta da uno screenshot fatto da una TV su Instagram, quindi qualità terribile. Io mi sono emozionato. Ecco. È Sì, vero. no, anch'io. E comunque già la canzone Il momento è ora. Che poi perché proprio questa canzone qua? Proprio perché scegliere questa tra tante? Poi che ti dico, la mia preferita è King Kong Freestyle, perché è una Ok. cosa estrema. Avevamo però- vagliato anche quella, ma salire su quel palco e mandare a fanculo l'industria musicale non mi sembrava l'idea Poi migliore. poi ne parliamo di questa. No, in realtà quel pezzo lì perché per aderire al contest serviva un pezzo con video. Ho guardato tra i miei brani e ho scelto quello lì perché aveva un valore. Era la giusta via di mezzo secondo me tra catchiness, come dicono gli americani, quindi Sì. essere accattivante, era un pezzo accattivante, al tempo stesso aveva un bel messaggio, un bel contenuto, italiano e friulano, insomma, aveva tutti gli ingredienti della mia musica, quindi messa lì è andata bene. Hai cantato in friulano sul palco del 1 maggio. Ho cantato in friulano sul palco del 1 maggio. Poi- Pazzesca Ma sta cosa. io penso che il più duro dei friulani a sentirti dire solo Mandi Roma si sia sciolto nel suo grasso, possiamo Esatto. dire così. Cioè, Sì, prima di te immagino sì. c'era solo Bruce Springsteen che aveva osato dirlo a Trieste. Esatto, facendoci vincere tantissimo. E poi l'hai passato tu. Ma tra l'altro tu prima di fare il pezzo in friulano, sì, insomma, la C'è strofa un in friulano, passaggio, sì, hai in detto, cui- noi, tu hai descritto i friulani così: stiamo lassù in cima e ci spostiamo poco. È vero. Che è una descrizione È bellissima, vero. allo stesso tempo anche che mi... Cioè, ma cosa intendevi dire? Nel fatto che su quel palco lì non c'eravamo mai saliti, difatti subito dopo ho detto per me è un piacere essere qua. Quindi, Infatti io ricordo solo dei Prozac più. esatto, che- esatto. Pordenone. Infatti non posso dire di essere il primo artista friulano perché tecnicamente pordenonese, insomma, sono friulani. Certo. Sì. Però sono sicuramente il Prin Chiarniel sul palco di Roma. Incredibile. Signori, il Prin Chiarniel. il Prin Chiarniel sul palco di Roma. Applausi spontanei. Ma tra l'altro una cosa, io seguivo un po' anche prima del concertone le tue dirette sui social, su Instagram, su Tipo Facebook. quella lì, guarda, puoi salutare tutti i miei Sì. fan che esatto, che possono Abbiamo- vederci lì. Ciao, lui è David Benvenuto dei Giastrons, vai Siamo Fradi. in diretta anche su Instagram, sul canale, siamo in 1000 dirette. Esatto. Ma una cosa curiosa è stata che vedendo la tua diretta su Facebook, a un certo punto, pochi minuti prima di salire, mancava un membro del gruppo. Ah, è vero, hai visto che roba? Ma Tu hai notato il dov'era? terrore dipinto sul nostro volto in quel momento. Infatti. Tu l'hai notato, è stato veramente allucinante perché in quel momento lì abbiamo detto dove cazzo è Sanchez? Cioè, voglio dire, stiamo per partire adesso, dove sei Sanchez? E dov'era? Già sul palco. Incredibile. Sì, però è stato un momento in cui sono andato, nel backstage c'era tipo il crocchio di bagni chimici, no? Le sì? casupole e i bagni chimici. Certo. Io sono entrato lì, erano tutte chiuse, quindi nel dubbio, nella fretta ho urlato Sanchez! Così poi per vedere se da dentro mi rispondeva, magari aveva avuto un momento di debolezza intestinale. In realtà no, era già sul palco, quindi è andata tutto bene anche quella. Ma dici Ma- un'altra cosa, io volevo sapere, ma hai avuto modo di parlare con qualche personaggio dietro le quinte? Qualche persona più o meno conosciuta? O curiosa? Non ho parlato. Allora, lì dietro c'è un via vai di VIP che arrivano, fanno la loro esibizione di 3 canzoni e se ne vanno perché hanno già i coglioni pieni. Per loro backstage Ah. così sono più fastidiosi che altro. Quindi parlare con i VIP no. Però sicuramente ho avuto modo di parlare con calma con Massimo Cotto, che è quello che mi ha introdotto. Ah, Che sì? ha fatto una bella introduzione, non so in quanti l'hanno sentita perché poi nel video sui social non c'è. Però in diretta TV non sì. sono riuscito a recuperarla da nessuna parte. Ha fatto un'introduzione molto bella alla mia musica, lui è speaker di Virgin Radio. Infatti. E lui è sicuramente stato uno dei dialoghi più interessanti che ho avuto lì. Sì. Beh, ora, guarda, abbiamo ancora 2 minuti prima della pubblicità. Se ti va, se in 2 minuti si riesce a dire cosa ti ha detto, perché io so che lui voleva anche dire qualcosa su questo nuovo, forse almeno da quello che è trasparito dalla diretta nazionale, su questo nuovo hip hop italiano, no? Questo nuovo modo di... Diciamo che a Massimo è piaciuto tantissimo il fatto che io dessi un'interpretazione personale di questo genere musicale che non solo trascende gli stilemi del genere, no? Quindi non è che mi rifaccio proprio ai canoni, ma oltre a questo ci metto proprio del mio, sotto tutti i punti di vista. Una volta erano solo i testi coi Carni Cats. Sì. Adesso oltre ai testi è diventato anche la parte di arrangiamento, la parte musicale che ha acquisito una sua identità. Lui l'ha capito perché lavora nel settore, perché di musica ne ascolta tanta e a me non Sì. può che aver fatto piacere sta cosa, ecco.
E allora tra poco noi parleremo anche un po' di cosa ne pensi tu, come vedi l'hip hop in Italia. Parliamo di quello, poi ho anche un aneddoto fighissimo da raccontarvi che è molto bello e secondo me lo teniamo per dopo la pubblicità. Lo teniamo così poi non si desintonizzano Vero, e, vero. e rimangono lì a ascoltarci le migliaia di ascoltatori, insomma, che lo show dei milioni, miliardoni, fantastiliardi. E allora non lasciateci assolutamente, spicconate la radio e portatevela in giro se non riuscite a seguirci dalla macchina. Noi torneremo subito col Chiastrons Live Show. Questo è un regalino per te, Solo regalini. So che sei uno stimatore. Ma sapevo che l'avreste fatto, l'ultima volta era alright. Adesso, oltretutto, la stavo ascoltando in macchina venendo qua, quindi è stato una continuità eccezionale. Siamo come i peggiori DJ che si ripetono dopo pochi minuti. Esatto, esattamente. Scelte scontate, ma ci piace la trasmissione con le scelte scontate. No, scherzo, in realtà è una bella scelta. Lui è Kendrick Lamar. Sì. Che è sicuramente uno dei miei punti forti. Usti? Dottor, buonasera. E lui, per dire Kendrick Lamar intendo, non Paoli Cantarut che è passato qua adesso. Kendrick Lamar ha fatto un pezzo nel 2011 che si titolava High Power, il cui concept del brano era molto simile, cioè mi è stato di ispirazione al mio concept proprio del concetto di Vai Fradi, no? Di cui abbiamo già parlato molte volte, perché anche lui aveva sta cosa dell'identità di chi si è, no? Accettare e capire profondamente chi si è, quello che si vuole fare e poi farlo, ecco. Quindi sì, è stato figo, è un personaggio interessante. Se io posso dire la mia su Kendrick Lamar, e ti dico anche la mia sul fatto che non ascolto mai i testi delle canzoni ma solo i beat. Io sono uno che ascolta solo le basi. A parte, io ti dico una cosa. Quindi sei quello che quando ascolta il mio disco mi fa: oh grande, bello il disco, le basi sono fighissime. No, io ti direi, no, Doro, ma fa un po' di trapstep. Quando lo facciamo un po' di trapstep? No, a parte gli scherzi, non è vero questa cosa qua. Sono migliorato e ho iniziato ad ascoltare la voce parole, sì, con i tuoi dischi, un po' perché sono sempre stato affezionato ai Carnichets e voi ecco, dicevo prima loro Kung Fu Freestyle, King Kong Freestyle. Anche Kung Fu ci stava bene. Anche Kung Fu. Il concetto è lo stesso. È l'unico pezzo del mondo in cui io mi rappresento, perché tutti dicono ma a me rappresenta Vasco, a me rappresenta, io ci rivedo negli 883, in J-Ax, in Fedez e tutta quella gente lì. No, io mai, star male, perché ero proprio una pecora nera. Sento King Kong Freestyle di Doro Diat e mi si apre, soprattutto nel momento in cui dici che sei il migliore della generazione. Non perché io sono il migliore della mia generazione, ma perché hai avuto le palle per dirlo, capito? Quindi sì, esatto. Ma lì è stato proprio uno sfogo che in quel momento ci stava, insomma. Vedo che l'avete messo in scaletta tra le domande che volete farmi, quindi certo. Quindi dobbiamo aspettare di essere in diretta anche via radio. Sì, poi ne parliamo. Ma siamo noi in diretta anche via streaming? Ah, c'è la Chiastrons Television proprio. Bravo. Meraviglioso. Abbiamo più dirette noi che la CNN. Allora, visto che io sto scaricando la batteria, vi invito tutti a sintonizzarvi. Dov'è? Pagina dei Chiastrons su Facebook. Chiastrons Live Show in diretta dall'osteria da Pozzo. Partono anche gli applausi, ma perché? Perché c'è Doro Diat qua. Ma signori. non è vero che gli applausi sono tutti per voi modestoni. Un po' di rumore per i Chiastrons. E adesso partono applausi perché Doro Ghiat che li chiama, quindi siamo sempre punto a capo, ragazzi. Chiamiamo Doro Diat per farci applaudire noi le prossime volte. Ti diamo sono. visibilità noi, esatto, allora affare fatto. Di sti tempi è l'unica moneta di scambio possibile, quindi facciamo così. Ma guarda un po', perché quello che abbiamo appena ascoltato non è una cosa, perché tutti... Vi ha incuriosito, insomma, sto brano ho capito che vi ha incuriosito. Bellissimo. È evidente, Ma è evidente. sai perché? Perché in realtà tutti conoscono il tuo album, sono stati ai tuoi concerti. Beh, tutti, non tutti. Infatti invitiamo chi non è stato a venire. Invitiamo chi non è stato, dopo diciamo le date magari. Certamente. Certo. Però questo brano che abbiamo sentito, che proprio è un rap, un freestyle proprio, non è conosciutissimo, no? Perché lo si trova su internet, su YouTube, però non è una cosa, non c'è nell'album. No, infatti è un'esclusiva così che ho fatto per il web a completamento di un percorso, perché è uscito alla fine dell'anno scorso, a un anno di distanza esatto dall'uscita dell'album. Quindi è un po' un completamento in cui tiro le fila.
Ma perché sono nella posizione per farlo, in quel momento lì lo ero, insomma lo sono tuttora. Poi chiaramente, come voi avete notato che siete giovani, Sì. uso il linguaggio tipico dei rapper, no? Allora i rapper non riescono a dire una cosa con fare oggettivo, cioè tipo ho fatto bene, ho fatto un album bello. No, loro devono dire ho fatto meglio di te. Ok. Quindi questo- il linguaggio che uso è che attecchisce molto, è proprio questo, è un linguaggio tipicamente rap. Ma- Diciamo che lì ho fatto un passo indietro, sono tornato a fare il rapper per un momento. Ma è tipicamente usato in Italia o comunque è una cosa internazionale? no, questa? l'hip hop nasce in questo... Beh, hai visto Ismail, no? Ismail l'hai Certo, visto. certo, 1000 Il volte. principio, diciamo, è quello. È il principio delle battle, ma trasposto in una canzone. Ma infatti, ma questo King Kong, perché tu comunque sei anche polemico, no? Possiamo dire che sei un Doro Ghiat polemico. Certo. Scusa, non è che nei suoi brani non sia ironico, non sia a volte prenda in giro anche spesso i friulani, camici, come È d'altronde- giusto prenderli in giro. Sono sui friulani, ironico, autoironico, e lì in quel caso sono anche polemico, come capitava anche in vecchi pezzi dei Allora, Carnichezza. È chiaro che adesso hanno un altro peso. Traducici per quanto lo si può tradurre, che è già abbastanza chiaro questo brano. Tradurlo in generale, dici? Cioè Sì, tutto il tradurre, brano? insomma, Pensavo mi no, chiedessi non tutto. una parte in particolare, No, beh, che per esempio, significato ha. Io mi sono segnato qualcosa. Per esempio, tu dici: il tuo rapper preferito mi tratta con sufficienza, Mm. meglio sparire se giudica l'apparenza. Sì, La scena scema, tutti inquadrati, dico bene? sì, Più l'Italia mi ignora, più mi rinforzio, più la scena è vicina, più mi discosto. sì, esatto. Eh. Quello perché? Perché a fronte di un disco che ho fatto, che insomma lo sto dicendo nel brano e lo dico anche adesso, è obiettivamente un buon disco. E a fronte anche dei riscontri che ho avuto di un certo tipo, ciò nonostante l'hip hopper in sé, quindi chi ascolta hip hop in un modo un po' più talebano del mio, non mi ha accettato, cioè non ha accettato la mia presenza in qualche modo. Io vengo comunque considerato come uno che non è un rapper, che non fa hip hop. In realtà in quella canzone sto dicendo: è vero, io non faccio l'hip hop in modo canonico perché ho scelto di non farlo in modo canonico, però non mettermi alla prova perché ti rompo il culo. Ecco, quello è il significato di quel brano. Ma Doro, praticamente parlando, cioè come viene a sapere che la gente o i rapper, insomma, gente magari a livello anche nazionale non ti sopporta o non ti supporta? E sono le backdoors, si chiamano così, no? Quindi Viene tu a saperlo per dietro? Sì, esatto. Ah. Questo è praticamente confrontandoti un attimino, ma poi te ne accorgi anche sui social, te ne accorgi nelle recensioni, perché le recensioni di solito le fanno gli addetti al settore e ti accorgi quello che dicono. Se dicono è un buon prodotto, ma capisci cosa intendono, insomma. Sì, Io sì, diciamo sì. che sono molto orgoglioso di Vai Fradi, sono ancora più orgoglioso del disco nuovo al quale sto lavorando, quindi io quello che faccio è sempre fare musica nuova. Signori, Svelato. tu ci hai donato, non è un'esclusiva perché lo stai dicendo già ai Sì, 420 esatto, lo su sto Facebook. sbandierando, però una Giustamente. cosina alla volta. Lo sto facendo. A noi ci cioè- piace pensare Però- che l'hai detto qua per la prima volta. È Bravo vero. Bele. Bravo Abele, anzi lo dice dal vivo per la prima volta. Esatto, sì, In sto pubblico. lavorando a un disco nuovo, sì, è una bella cosa secondo me. Un disco nuovo, c'è già c'è già qualcosa, qualche ispirazione? Sei Sì, proprio- ma non la dirò adesso, non svelerò ancora niente, però sicuramente sto lavorando e stanno uscendo le belle cose. Ho fatto un ritiro la settimana scorsa. Oh, dove sei Un stato? ritiro compositivo, io lo chiamo così. Sono stato in in Alta Carnia, perché sai, Kanye West. Guarda, quella è Elena Genio, vedi? Quella del video di Resti Viva. Vedi? Ah, Lei, abbiamo anche quindi, degli attori. abbiamo anche degli attori dei VIP professionisti. Esatto. No, dicevo, sono andato lassù che mio nonno ha ristrutturato la casa nella quale è nato prima di morire e adesso è là, bella, isolata, Una però baita? servita. Non è una baita perché è servita, quindi ha la luce, l'energia Ah, ok. elettrica, acqua corrente, insomma, tutti i comfort tranne il riscaldamento, che in sta stagione serve poco. Certo. E quindi siamo andati lassù, abbiamo attaccato tutto, siamo stati 24 ore chiusi dentro una stanza a fare musica. Oltre ad essere stato una sensazione assolutamente liberante, bellissima, avere la possibilità di fare soltanto quello per 24 ore continuative. Bello. Mi emoziono soltanto Un a dirlo. monastero della musica, È quasi. stato anche estremamente produttivo, nel senso che in 24 ore abbiamo prodotto più di quanto avevamo prodotto nei 6 mesi precedenti, perché io comunque sto Incredibile. lavorando a sto disco già da un po' di tempo. Ecco. Adesso perché l'ho c'è- svelato, però
è già da un po' che ci sto dietro. C'è un'immersione totale. Poi un'altra cosa che ti voglio chiedere è collegata a King Kong. Tu a un certo punto citi Sfera, no? Sfera, che credo vero. sia Sfera e basta, no? Che è uno dei dei giovani rappers, no? Che vanno Delle di giovani moda. rivelazioni, sì, secondo me è il peggiore. Ecco, Lo dico, infatti- glielo direi anche a lui se fosse qua, ma capirebbe anche perché, insomma. Perché infatti volevo chiederti, no? Cosa? Perché non so se il nostro pubblico lo sa, però c'è un nuovo, diciamo, modo di fare rap che va molto di moda tra i ragazzi delle superiori, delle scuole superiori, Esatto, come, sì. come generazione, no? Come Certo. età. Che appunto viene seguito questo Sfera e basta, poi c'è questa Dark Polo Gang, che è Sì, un'altra. che quelli neanche li considera. No, però in questo movimento che viene chiamato trap, Sì, no, si sì. chiama così, è come rap però con la T davanti. Sì. Sì. Ecco, questa cosa della trap è un nuovo linguaggio che sta rinfrescando tantissimo Sì. il modo di fare rap, e ne avevamo bisogno perché la scena si stava Afflosciando. si stava afflosciando. Ci sono dei colleghi di Sfera, a me Sfera non piace perché è gretto, materialista, superficiale e basa tutto molto sull'apparenza, ma lo fa perché lo fanno i suoi modelli. Quindi non ha una colpa diretta, lui si ispira a un certo tipo di linguaggio, a un certo tipo di modelli americani e francesi anche, che giustamente vengono da situazioni di disagio, non sono dei filosofi. Quindi fanno un tipo di musica molto gretto, molto basso, con contenuti molto spiccioli, focalizzata prevalentemente sull'accumulo di denaro, sul diventare ricchi, sul riscattarsi da uno stato di povertà. Voi capirete che è una cosa che io non condivido, ma perché non vengo da quel tipo di situazione. Eh sì, non è il tuo Ciò nonostante all'interno di quella scena lì ci sono dei nomi che sono ancora meno conosciuti di lui, che però stanno veramente rivoluzionando il linguaggio e hanno una poetica devastante. Cioè scrivono dei testi che a gente come a Fabri Fibra, che Pechegno, Marrakesh, ai grandi nomi dell'hip hop italiano, Sì. gli pisciano in testa, si può dire in diretta radiofonica? Certo, Ok, mi ok, piace perché questa non trovavo violenza. non trovavo un sinonimo. No, sono molto molto bravi, ecco, questo per dire. Poi io lì chiaramente faccio la leva su Sfera perché in quel momento, nel momento storico in cui ho scritto King Kong Freestyle, cioè alla fine dell'anno scorso, i suoi colleghi non erano ancora emersi, tutti erano concentrati su di lui e io trovavo insomma uno spreco di click, tutto ciò. Però ciò nonostante non voglio fare il polemico, è chiaro che sono anche nella posizione, dopo 20 anni No, di musica, no, di no, dire no. la mia, no? Questo va bene, questo vogliamo. Noi non possiamo sempre utilizzare queste maschere radiofoniche per dire che tutto va bene. Se non va bene, bisogna dirlo. Grande Doro Diap. Posso fare una domanda ancora? Sì, siamo Chiedo quasi- a te, Obama. Certo. Per tutto il discorso della trapstep, che è un po' questa musica, diciamo, suonata con le pentole, se si può dire così. Sì, molto elettronica, Ma è molto basata sulla potenza del suono, è un suono Certo. minimale con pochi suoni però che batte Quindi tantissimo. riguarda solo comunque il beat, non riguarda quello che poi si dice. No, Quindi è tutto, è tutto. La trap house Sì. è la casa del ghetto nella quale si cucina il crack. Cioè vuol dire sì, situazioni di disagio nel ghetto americano in cui i ragazzi di lì prendono la cocaina e per aumentare la rendita la cucinano, cucinano il crack, come si dice, certo. diventa crack, diventano cristalli. E lì insomma adesso non ho ben capito il procedimento chimico che sta alla base, però mi No, pare ma che lo se ne sapessi, guadagni. sarebbe bello spiegarlo in radio, perché così anche il nostro pubblico... esatto, può farlo a casa. No, non fatelo a casa. Sta di fatto che ne guadagnano di più. Insomma, in questa casa in cui cucinano la droga, da questi ambienti qua escono anche questi rapper che già dalla metà degli anni 2000 insomma hanno cominciato a usare questo termine trap. Adesso è diventato un pochino esteso a questo linguaggio musicale nuovo. certo. Facciamo così, ti faccio un'ultimissima domanda, Sì. poi abbiamo pubblicità sì. e poi abbiamo qualche altro ospitino. Anch'io avevo una piccola domanda a conclusione di tutto. Allora direi che Però la sua domanda passa sopra no, le mie, perché io devo assessore. fare la domanda più importante adesso. Perché dopo tutte queste pillole di cultura musicale che la gente a casa è gonfia di ricchezza, Come un tacchino. io devo dirlo che la signora seduta lì, voi non vi siete accorti di niente, è Sì. venuta quatta come un topolino a chiedermi di farti una domanda. Cioè, Meraviglioso. Abbiamo una domanda scusate. direttamente dal pubblico. Questo vogliamo. Direttamente Queste dal sono pubblico. cose che La capitano domanda solo... è: Vai. perché Doroghiat porti sempre gli occhiali scuri? Perché sotto ho le occhiaie scure. Ah, ho svelato Facciamole- l'arcano mistero. Facciamole vedere in diretta radiofonica allora, al nostro pubblico di Pozzo. In realtà è che sono graduati e sono le uniche lenti che ho, non vedo un cazzo senza, quindi scusate ma ero costretto.
E allora togliete ma gli ce l'abbiamo. occhiali, togliete gli Togliete gli occhiali al ad Oro Doro non vede più un cazzo, la birra non riesco a prendere, vabbè. e gli togliete No, l'arco e le frecce. no, Allora direi abbiamo un brano, un'esclusiva, vero? Ce l'abbiamo l'esclusiva? I tecnici ci dicono che ce l'abbiamo, vi va se la Molto mandiamo? bene. presentacelo Certo. tu. Adesso Vai, arrivo, vai. faccio l'ospite e detto anche le No, regole. no, va Dai. bene così. Vai, Allora io presentacelo. ho fatto un pezzo con Giordano Gondolo, detto Joe, che ha pubblicato un disco da poco. Il brano si intitola Io sarò lì. E quella che abbiamo in esclusiva è la versione acustica, che secondo me è un sacco bella, è un pezzo d'amore ed è un'esclusiva praticamente perché è uscito da una settimana. Quindi ve lo ascoltate, è bella lì. Quindi Grazie a Joe tutti. featuring Doro Doro Ghiat. Ghiat, Chiastrons Live Show, a tra poco. E siamo in diretta dal Chiastronzo Live, Live Show. Era tipo un'oretta che aspettavo di fare un'entrata energetica come come una Mentos in una bottiglia di Coca-Cola. Lei è come il burro spalmato sulla fetta biscottata mattutina, perché la fetta biscottata senza burro non sa di niente. E miele di Gigi Nardini, ovviamente. È vero. Ma siamo qua di nuovo con il nostro Ma mi ospite. credete che ho passato la mia pausa cercando di ordinare una birra e non sono riuscito? Guarda- È stato no, è bene, un buon segno. Podio. Io poi c'è Questa- l'uscio, qui- bevo la birra dei Chiastrons. Qui da Pozzo, birra e vino crescono sui tavoli. Qua- Vero. No, crescono sugli alberi proprio. Meraviglioso. come alberi da frutto enologo, Alberi da enologico. frutto senza trattamento enologico. È vero, tutto Cosa- puro, tutto Ma puro. ditemi, vi è piaciuto il pezzo prima con Joe? Figo quel pezzo. Guarda, è una figata. grande. Guarda il So che nostro Applausi pubblico. che partono continuamente. So che andrete a riascoltarvi la vostra puntata soltanto per sentire quel brano. Certo. Ma questo brano è in vendita anche su internet? Lo Sì, si trova? su Spotify, si trova su iTunes. Sai cosa faccio? Io addirittura mi scarico il video con mezzi poco consoni, Esatto. poi mi tolgo il video e lascio l'audio, mi taglio il pezzettino e così mi posso ascoltarla senza Lori- pagarmi. Sì, esatto, geniale, sei un Vero, genio del male proprio, meraviglioso. Faccio così. Guarda, mi è piaciuto Allora, talmente tanto. lo volete Vabbè, l'aneddoto? vai avanti, L'aneddoto volevo del dire. primo maggio, dai. Siamo Che curiosi prima ve l'ho dell'aneddoto, spoilerato, vai, non abbiamo non lo tempo. volete, è meraviglioso, l'ho raccontato anche a tutti quelli che mi hanno intervistato. Allora, cosa Esclusiva. succede? Quando mi fanno l'intervista prima di salire sul palco il primo maggio, dopo che si sa che ho vinto le selezioni, mi chiedono cosa dirai quando salirai sul palco. E io lì, che non ci avevo assolutamente pensato, ho detto, boh, cosa vuoi che dica? Mandi Roma. Vabbè, Era chiaro, ho detto, Classico. dico quello. Cosa succede? Salgo sul palco, prendo in mano il microfono, me lo aprono. Buon pomeriggio Roma! Guardo in quarta fila e c'è uno che mi guarda e fa: Mauro Missana. Mandi Roma! È questo No. che volevate, no? Capito? Quindi, no, non era Mauro Missana, Ah. giuro. No, non era lui. C'era uno in mezzo al che Incredibile. sapeva che si aspettava che io dicessi Mandi Roma. Incredibile. Mi guarda in quarta fila e mi fa: Quindi- ma cioè, Che e tu sei cazzo riuscito a fa? vederlo? Vero? soprattutto? Sì, l'ho visto in quel momento, si è fatto notare. Guarda, lo incontrerò un giorno. Aveva un cappello di paglia, mi ricordo solo questo. Que- Magari ci sta persone- guardando in questo momento, Un lo giorno- salutiamo esatto, in e gli tal facciamo caso anche con- noi così, gli facciamo. In tal caso contattami perché voglio darti il 5. Ma che aneddoto è vero. l'aneddoto meno bello che abbia mai sentito. Dai, ma non è vero, è divertente. Adesso mi avete depresso. vado a casa. No, in realtà è una chicca perché tra 100.000 possiamo dire che c'è 100.000 No, persone. no, un po' troppo. Fai 10, dai. No, di più di 10.000. In tutto il giorno sono 100.000. In quel Ah, momento ecco. lì saranno state io penso sulle 10.000 persone. Ma anche dai. noi diremo che da Pozzo stasera c'erano 2000 persone in realtà. Esatto, e tra il via vai. Esatto, Certo, conti poi tutto. se conti tutto sulla proporzione di quanta spina di birra Bravo, viene consumata, è come Rognato. se fossero passate 3.000 persone. Sì, secondo la questura sempre 5-6. Esatto. Allora, ma quello che volevamo chiederti, Vai. vogliamo farti una domanda ancora molto futile a questo punto. Vai. Ti avevano chiesto dell'hip hop, dei nuovi movimenti, dei giovani, delle nuove idee, ma bello figo. Dico solo il nome, senza la Oddio. domanda, per chi lo conosce sa bene cosa intendo. Alcuni ridono, c'è una ragazza che ride appena sento il nome. Beh, giustamente Bello figo. ride. Dimmi un tuo parere su questo artista, È possiamo che dire è un artista? fenomeno, Fenomeno. non è per noi quello. Scusate, ho visto passare un tagliere di Eh. quelli di Pozzo, ho detto cazzo non è per me. No. Osteria da No, Pozzo, allora per quanto vino, riguarda prosciutti, bello, salame. bello figo viene definito LOL rap, cioè LOL vuol dire che fa ridere, no? Sì. E quindi si guarda così con questo fare molto goliardico, diciamo, cioè tu stai guardando come dire
quando guardi Fabio De Luigi che fa l'imitazione di Lucarelli, non stai guardando Lucarelli, stai guardando Fabio De Luigi che fa l'imitazione, è la stessa cosa, ecco, dai. È un parallelo interessante. Ho risposto alla tua domanda? Sì, Ok. dico anche perché io e lui abbiamo una scommessa, perché lui, Sergio Obama, dice sempre che è bello figo, è molto interessante, anche molto diciamo accattivante, non si sa mai se scherza, se ci è o ci fa. Io invece dico che secondo me non vale, perché non può, io dico sempre così, Secondo me, molto... te lo dico e qua lo dico, Sì. qua lo nego, secondo me ha qualcuno dietro. Cioè c'è qualcuno adesso dietro che sicuramente. gli Ha un ghost? suggerisce le mosse. Infatti- Lui non è stupido. Certo. Non pensiate che sia stupido, perché No, non no, è stupido, assolutamente. Lui sa benissimo chi è e quali sono le sue potenzialità e sa che la sua è una posizione di satira, che se vuole essere critico può esserlo al massimo, Perché- essendo grottesco. Certo. Però diciamo che fondamentalmente è uno che si diverte a fare Sì. quello che fa. Ma Lo si fa vede per che anche ridere. adesso si può dire, secondo me, che fa satira. Fino a un anno fa, 2 anni fa, Perché non ha faceva qualcuno così. dietro, perché ha un agente probabilmente che lo ha preso a un certo punto e gli ha detto: quando la Mussolini ti assalirà tu devi ridere. Sì, E sì, lui ride e oltretutto e gli fa la il dub. dabba e lì ha vinto tutto. Allora, abbiamo molte persone che però dicono: ma se io voglio ascoltare un concerto del Doro, Wow. dove mi devo recare? Allora, se vivete in Friuli ci sono un sacco di occasioni fighissime. La prima sarà il 26, il 26 di maggio a Oleis di Manzano. Oleis o Oleis? Oleis. Sapeis o voatres ce che si dice? Oleis, per non sbagliare. Oleis. Qualcuno l'ha detto Oleis. 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 Allora si decidino Oleis. si fidin dal regista via, perché guai se no. Allora, a Oleis di Manzano, alla festa del territorio, dell'olio e del territorio, una roba simile, il Ok. 26 di maggio. Poi avrò, Molto bene. lì ho il mio tour manager che mi sta guardando con fare, stai attento a quello che dici, ho il 2 giugno a San Vito al Tagliamento, al chiosco Losco, che sarà una Sì. situazione molto in famiglia, molto figa. E ho il 3 giugno a Cividale insieme a Playa Desnuda e 5 uomini sulla Cassa del Morto, che sarà invece un eventone. Eventone. Quindi sì, eventone. ci sono un sacco di cose fighe. Quindi, signore e signori, per chi non l'ha mai visto, non venite a dire che non avevate l'occasione. Occasione, esatto. O che quella sera dovevate, che ne so, andare a messa. O perché- guardare la De Filippi. Non Ecco. si può. Perché anche se volete guardarla, ci sono altre 2 date. La gente rie. Cioè, ma Esatto, proprio il no, ma pubblico lui ha apprezzato la battuta su Maria De Filippi, giustamente, non era per tutti, lui l'ha apprezzato. Allora, signore e signori, noi torniamo tra poco con Chiastrons Live Show, ma non possiamo fare a meno di ringraziare tantissimo il nostro carissimo Doro Doro Ghiat. Ghiat. Grazie mille, grazie Fantaz. E torniamo tra poco, Chiastrons Live Show.